Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. 4 arresti e 213 persone denunciate in Friuli Venezia Giulia per reati informatici, dalla pedopornografia alle truffe online. Questi i dati del bilancio annuale della Polizia Postale. Preoccupa il fenomeno del sextortion. I pericoli che arrivano dal web continuano a mietere vittime nel mondo virtuale dei friulani, truffe e reati online, sebbene in lieve calo rispetto al 2021 anche per l'attenuazione delle restrizioni sociali dovute alla pandemia, sono all'ordine del giorno, come emerge dal bilancio del 2022 della Polizia Postale. Nell'anno appena concluso in Friuli Venezia Giulia ci sono stati 4 arresti, 1 per pedopornografia online e 3 per truffa, e sono state deferite all'autorità giudiziaria 213 persone, 90 per reati contro la persona, quali pedopornografia e adescamento online, 44 per sostituzione di persona, revenge porn, minacce, molestie, stalking e diffamazioni online, mentre relativamente ai reati contro il patrimonio, quali frodi informatiche, truffe online, furti, estorsioni, appropriazioni indebite e attacchi sui sistemi informatici, sono state individuate e deferite 123 persone. In regione sono state effettuate dagli agenti 80 perquisizioni, 163 pattuglie per un totale di oltre 1600 uffici postali controllati, con l'oscuramento di 3 siti web. Il trading online, con la nuova esca delle criptovalute, è l'ultima frontiera del crimine finanziario, ma preoccupa sempre di più il sextortion, ricatti su immagini a sfondo sessuale, che hanno riguardato 10 casi in Friuli sui 130 nazionali, di cui uno con protagonista un minorenne. L'intensa attività della Polizia Postale in regione si è concentrata su particolari operazioni come Luna, Revelatum e Broken Dreams, che hanno coinvolto soggetti residenti in Friuli sul fronte della pedopornografia e delle truffe online, e Free Angel, che ha salvato alcune ragazze minorenni spinte dal web verso l'anoressia. Gli uffici del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia svolgono anche un'importante attività di prossimità e vicinanza alla cittadinanza, e nelle scuole sono state accolte in presenza oltre 3.000 persone per consigli e informazioni, mentre attraverso il centralino telefonico e la casella di posta elettronica è stata data risposta a circa 4.000 telefonate e a 500 mail. Proseguono i casi di minacce, insulti e aggressioni nei confronti dei sanitari. L'ultimo episodio, segnalato dal Nursing di Pordenone, è avvenuto al pronto soccorso Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove un paziente ha sputato in faccia contro un infermiere. Il gesto, denunciato nelle ultime ore, è stato condannato dal vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, che invoca rispetto per gli operatori sanitari. Non possiamo tollerare, dice, che chi dedica la vita a prendersi cura della nostra salute e a salvare vite umane debba subire aggressioni, minacce e insulti. Questo è solo l'ultimo di una lunga lista di casi simili, sottolinea l'assessore regionale alla salute. Non possiamo permettere che questo accada ancora, non c'è alcuna giustificazione per la violenza nei loro confronti, conclude Riccardi. La cronaca: un passante di circa 70 anni è stata soccorsa questa mattina dopo essersi sentita male lungo via Cadorna a Trieste. A dare l'allarme sono stati alcuni pedoni che, giunti sul posto, hanno allertato l'equipe sanitaria, che hanno trovato la donna in arresto cardiocircolatorio e hanno quindi avviato le manovre di rianimazione. Appena il cuore della donna ha ripreso a battere, la stessa è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Catinara. Parliamo ora di politica. In programma questa sera la direzione del Partito Democratico per fare il punto sulla situazione in vista delle prossime regionali di aprile. Non sarà una riunione decisiva ma interlocutoria, anche se i tempi iniziano a essere molto stretti. Un lavoro complesso e articolato che passa dalla interlocuzione con soggetti che tra di loro non vogliono avere nulla a che fare. Il Partito Democratico, con il segretario regionale Renzo Oliva, sta cercando di incasellare tutte le tessere di un puzzle che potrebbe anche non trovare mai una risoluzione, alla luce delle date delle elezioni fissate al 2 e 3 aprile. La partita è complessa sul piano regionale, in quanto il Movimento 5 Stelle pone dei diktat sul terzo polo, mentre il terzo polo, oltre ai diktat sui 5 Stelle, chiude a ogni possibile alleanza anche con il mondo della sinistra. Il segretario Oliva questa sera farà il punto della situazione e poi la direzione valuterà possibili correttivi sulla strategia, anche decidendo di chiudere le interlocuzioni, concentrandosi poi sulla scelta del candidato presidente. Il tempo in ogni caso è tiranno e quindi entro metà gennaio va definito il nome del candidato presidente, anche perché alcune liste, in realtà non tantissime, devono raccogliere le 4.700 firme necessarie per presentare la candidatura. Nel centrodestra invece è tutto ormai definito con la candidatura di Massimiliano Federiga. Vanno però scelti i candidati all'interno della coalizione, ma questo sarà tema che verrà avviato dopo le feste di Natale e quindi fino al 9 gennaio non sono previste grosse novità. Cambiamo argomento. In Friuli Venezia Giulia sono stati segnalati in questi giorni diversi sforamenti di polveri sottili e ultrasottili che hanno effetti negativi, in particolare sulle persone che soffrono di patologie respiratorie. Per i soggetti a rischio, che devono rimanere a lungo all'aperto, è consigliato l'uso della mascherina.
L'inquinamento da polveri sottili e ultrasottili, la cui presenza oltre la soglia di sicurezza è rilevata in questi giorni in più parti della regione, comporta conseguenze soprattutto a chi soffre di patologie dell'apparato respiratorio e a quelle legate ai virus circolanti. Stiamo vivendo una sindrome influenzale particolarmente aggressiva, particolarmente difficile da trattare, particolarmente lunga da risolvere e sicuramente un aumento del particolato sia in forma di PM10 che di PM2.5 è qualcosa che aggrava soprattutto le condizioni di chi è già predisposto in qualche modo a sviluppare problemi respiratori. Per i pazienti maggiormente a rischio è consigliato l'uso della mascherina in caso di sosta prolungata all'esterno. L'uso della mascherina è riconosciuto essere efficace, non la FP1 però perché ha un potere di filtrazione che arriva a 0,6 micron e quindi non è in grado di risolvere il problema legato all'inalazione del particolato respiratorio, quello chiamato PM2.5. Per questo è necessario arrivare all'FP2 o addirittura all'FP3. Sicuramente nella composizione dei PM10 la maggior parte sono particelle sopra gli 0,5 micron per metro cubo e quindi è un danno che ci può essere soprattutto alle alte vie respiratorie. Per quanto invece riguarda le particelle più piccole possono esserci anche problemi di bronchite o bronchiolite. Dopo 53 giorni di astinenza oggi riparte il campionato di Serie A con la prima sfida del 2023. A Udine scatterà anche l'ordinanza contro le soste selvagge che generalmente intasano i Rizzi, il quartiere posizionato a pochi passi dallo Stadio Friuli. Partiranno questo pomeriggio con Udinese e Empoli le prime limitazioni al traffico e i divieti di sosta predisposti a salvaguardia del quartiere di Udine, i Rizzi. L'ordinanza, firmata dal sindaco Fontanini lo scorso 20 dicembre, farà scattare il piano per mettere al riparo dal traffico e dalle soste selvagge l'abitato posto a poche decine di metri dallo Stadio Friuli. 3 ore prima del match, quindi attorno alle 17:45, saranno attivati i divieti tra le arterie principali del quartiere. Le limitazioni termineranno 2 ore dopo il fischio finale del match, quindi attorno a mezzanotte e mezza, e riguarderanno in particolare le seguenti arterie: via Brescia, via Lombardia, via Crema, via Sondrio, via Fagagna, via Milano e via Bergamo. Quella di stasera, lo ricordiamo, sarà la prima partita del campionato del 2023 dopo la sosta forzata per il mondiale qatariota, il primo nella storia disputato in periodo autunnale. L'Udinese tornerà dunque a giocare in casa a 2 mesi di distanza esatti dall'ultima partita casalinga, quella disputata il 4 novembre scorso alla Dacia Arena contro il Lecce. Seguirono poi 2 sfide fuori dalle mura amiche, prima contro lo Spezia di Gotti e il big match contro il Napoli, perso al Maradona per 3-2. E ora ci spostiamo a Lignano Sabbiadoro, dove è in fase di allestimento il Pignaroli in riva al mare. Il falò di inizio anno sarà acceso in spiaggia dalla Proloco e dagli alpini per ricordare il tradizionale gesto di buon auspicio che si svolge alla vigilia dell'Epifania. Giovedì alle 17:30 ci sarà l'arrivo della Befana che porterà dolcetti ai bambini presenti. È in fase di allestimento il falò epifanico qui a Lignano Sabbiadoro, il Pignarul, che ritorna dopo 2 anni, Massimo Brini. Insomma, anche questo è un appuntamento da non perdere. Eh sì, dopo 2 anni finalmente riusciamo a fare tutto quello che avevamo previsto per i festeggiamenti del Natale e il Pignarol è un appuntamento molto importante per la località perché è un altro modo per attirare i turisti a Lignano Sabbiadoro, vedere le casette, vedere i presepe di sabbia, il villaggio di Babbo Natale e naturalmente con la Befana che arriva dal mare è sempre suggestivo. Arriva verso le 17:50 e alle 18 ci sarà l'ascensione del Pignarol. Una tradizione è anche capire dove porterà il vento e il fuoco per appunto gli auspici del 2023. Sì, anche se quelli del 2019 in realtà erano buoni, poi è venuto il Covid, è venuto tutto quello che sappiamo, per cui speriamo che quest'anno il fuoco veramente, il fumo azzecchi la direzione giusta. Volevo approfittare anche per dire che dopo la visita a Lignano Sabbiadoro c'è anche la possibilità di vedere la foghiera sul tagliamento a Pertegada, che è un altro appuntamento suggestivo per la giornata del 5. Municipio finalmente a misura di diversamente abile a Capriva del Friuli, un nuovo ascensore sarà posizionato sulla facciata dell'edificio.
Superamento delle barriere architettoniche al municipio di Capriva del Friuli grazie alla realizzazione di un ascensore sulla facciata della struttura. La sede comunale diventerà finalmente a misura delle persone diversamente abili grazie all'intervento di riqualificazione finanziato dalla Regione in 2 lotti per complessivi 300.000 euro. Il primo, spiega il sindaco Daniele Sergon, prevede tutta una serie di lavori riguardanti l'efficientamento energetico della struttura, con posizionamento di una prima parte di cappotto esterno, di nuovi serramenti e di una pompa di calore per riscaldamento e raffreddamento degli spazi interni. Questo ci permetterà da subito di risparmiare notevolmente sulle bollette. E poi, aggiunge il sindaco, ci sarà il secondo lotto con cui andremo appunto a realizzare entro la fine del 2023 una colonna ascensore in acciaio vetro sulla facciata del municipio, grazie alla quale sarà possibile il superamento delle barriere architettoniche ed il raggiungimento in comodità dei piani superiori anche per le persone diversamente abili. L'amministrazione Sergon ha inoltre chiesto un ulteriore contributo di 200.000 euro alla Regione, da un lato per completare il cappotto esterno, dall'altro per posizionare sia nuove luci a LED interne, sia un impianto fotovoltaico da 12 kWh sul tetto dell'edificio. È il grande attore Massimo D'Apporto, il vincitore del premio Vocalia Anime Doppie dedicato al doppiaggio. Il riconoscimento sarà consegnato martedì al Teatro Verdi di Maniago. Massimo D'Apporto, in particolare la sua voce, sarà ospite d'onore al Teatro Verdi di Maniago. La prossima settimana il grande attore e doppiatore italiano riceverà il premio Vocalia Anime Doppie, giunto alla seconda edizione. Il riconoscimento è destinato ai doppiatori distintisi per la qualità del proprio lavoro. Nel 2019 era stato attribuito a Leo Gullotta. Il premio, che consiste in una forbice artigianale realizzata proprio nella città del coltello, è stato attribuito ad D'Apporto perché, oltre alla prestigiosa carriera di attore in campo teatrale, televisivo e cinematografico, si legge nella motivazione, rappresenta un riferimento unico nel campo del doppiaggio per il cinema di animazione, per le spiccate capacità tecniche e interpretative nella caratterizzazione dei personaggi. Un esempio su tutti, l'impeccabile doppiaggio del personaggio di Buzz Lightyear nella quadrilogia di Toy Story. L'iniziativa nasce da una sezione del Festival Musicale Vocalia, dedicata al doppiaggio cinematografico, e dalla collaborazione con Cinema Zero, e si realizza, oltre che nel premio, in un progetto di formazione sui mestieri legati al doppiaggio che coinvolge alcune classi del Torricelli di Maniago. La cerimonia della consegna si terrà alle 18 di martedì 10 gennaio nel ridotto del Verdi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. A seguire l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.